Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Conclusa l'eruzione dell'Etna, tornati i regolari voli a Catania, si fa il bilancio dell'emergenza cenere che ha travolto tutti gli scali siciliani, 100.000 i passeggeri rimasti a terra e ora si apre il capitolo rimborsi. A Palermo nuova ondata di adesivi di imprenditori e cittadini contro le estorsioni. Dopo l'uditore invaso stamattina a San Lorenzo, dove c'è il mandamento mafioso dei Lo Piccolo. Senza mezzi termini il preavviso: se chiederete il pizzo finirete in carcere. A Catania si spara ancora, nella notte colpi di pistola contro l'appartamento di un pregiudicato nel quartiere San Leone. Palermo, un dirigente medico accoltellato per un documento che mancava da un uomo che richiedeva alcune forniture. Sfruttamento sessuale di minorenni online, 7 arresti e 30 indagati. Inchiesta della Procura di Catania, perquisizioni in 17 città. Palermo cade da un'impalcatura, operaio in gravissime condizioni. Ad Agrigento inchiesta sulla morte di un edile morto in un cantiere su questo viadotto. Catania, dopo i piccinidi, nuovo murales a San Cristoforo, l'estasi di Agata. Nel quartiere che vuole rinascere è inaugurato anche un campo di calcio. Il sindaco trentino e i bambini cui è dedicato se ne prenderanno cura. Calcio, il Catania accelera sul mercato con la possibile uscita di Celli. Il club rossazzurro punta su Filippo Groppelli per la fascia sinistra e lavora al rinnovo di Allegretto. Domani alle 12 la presentazione del direttore sportivo Varrà. Bentrovati, conclusa dunque l'eruzione sull'Etna, tornati regolari i voli a Catania e si fa il bilancio di un'emergenza cenere che ha travolto tutti gli scali siciliani, 100.000 i passeggeri rimasti a terra. Ora si apre il capitolo rimborsi. Lorena Dolci. L'Etna non sbuffa più. L'indicatore dell'eruzione, il tremore vulcanico, è crollato. Sparito il pennacchio di cenere nel cielo di Catania, tornano a sfrecciare i voli carichi di turisti e vacanzieri. Ma il bilancio dei 3 giorni di blocco, da domenica sera alla tarda mattinata di ieri, è pesante. In totale sono 638 i voli cancellati o dirottati tra partenze e arrivi, di cui 168 dirottati, 470 cancellati, oltre 100.000 i passeggeri che hanno subito cancellazioni o variazioni. L'ennesima emergenza cenere per l'aeroporto di Catania, ma che travolge gli altri scali siciliani. Dei dirottamenti, 66 sono finiti a Comiso, il resto negli aeroporti di Trapani, Birgi e Palermo. Quest'ultimo fa sapere di avere retto l'ondata. Nel frattempo sono partite le speculazioni. Ecco che i prezzi dei voli per Roma sono nuovamente schizzati alle stelle, sottolinea il segretario del PD Barbagallo, che ha presentato un'interrogazione urgente al ministro dei trasporti Matteo Salvini. Per i passeggeri rimasti a terra nessuna speranza di indennizzo. L'eruzione rientra infatti tra le cause di forza maggiore. La compagnia ha però l'obbligo di offrire un volo alternativo, la riprotezione, o di rimborsare il prezzo del biglietto. Resta il fatto che l'equivalente degli abitanti di un comune ha fatto i conti con l'attività del vulcano, portando queste istantanee come ricordo di una vacanza. Qui siamo a Birgi lunedì notte, quando 1 migliaio di turisti sono rimasti bloccati. Un caso limite su cui l'Associazione dei consumatori ADOC vuole dare battaglia a Ryanair. A Palermo imprenditori e cittadini si ribellano ancora al pizzo con nuove cartoline contro i boss scarcerati. E a Carini incontro con l'assessore alle attività produttive Tamaio, servizio di Marco Gullà. Ieri centinaia di cartoline adesive rivolte ai boss scarcerati erano apparse a Palermo nel quartiere Uditore Passo di Rigano, oggi invece a San Lorenzo, Roccaforte, del mandamento del clan mafioso dei Lo Piccolo, sempre con la stessa scritta. Ai boss condannati per mafia e scarcerati, bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia, se proverete a chiedere il pizzo, noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere. Una ribellione verso il racket da parte di imprenditori e cittadini
cittadini. E proprio di intimidazioni e pizzo si è parlato in occasione di un incontro al Consiglio Comunale di Carini, convocato su iniziativa dall'assessore regionale attività produttive Edita Maio. Al centro del confronto le forti preoccupazioni causate dai recenti episodi intimidatori che hanno colpito alcune realtà produttive, tra cui l'azienda di Tommaso Dragotto. La battaglia contro la criminalità organizzata è anche di una politica di sviluppo economico. Chi viene in Sicilia oggi non deve avere preoccupazioni che ci può essere qualcuno che possa essere oggetto di intimidazione, soprattutto visto che viviamo un momento di grande attrazione dal punto di vista commerciale, dobbiamo continuare senza limite alcuno. Ma a Catania intanto si torna a sparare. Nella notte i colpi di pistola hanno preso di mira l'appartamento di un pregiudicato nel quartiere San Leone. Eva Spampinato. Ancora una notte rotta dai colpi di pistola nei quartieri popolari di Catania. Questa volta a essere presa di mira è l'abitazione di un pregiudicato. Siamo nel rione di San Leone, tra via Palermo e Corso Indipendenza. Gli agenti delle volanti e quelli della mobile della polizia sono intervenuti perché intorno a mezzanotte qualcuno ha centrato una finestra del primo piano di questo palazzo di via Goito all'angolo con via Pisacane. Finestra che questa mattina era serrata dalle tapparelle. In strada gli agenti hanno poi trovato un bossolo di pistola, un episodio sul quale adesso si indaga per capire se sia collegato alle ultime sparatorie avvenute in città appena 24 ore prima. San Cristoforo, San Giovanni Galermo, San Berillo, Picanello, Librino, San Leoni, Lineri sono i quartieri dove la tensione resta più alta. Nell'ultimo anno e mezzo si contano più di 20 sparatorie con centinaia di colpi esplosi e feriti. E si compone la fotografia di una criminalità armata, anche giovanissima, con meno omicidi eccellenti, ma più azioni dimostrative, intimidazioni, regolamenti di conti legati soprattutto al controllo delle piazze di spaccio. Spari in aria, raffiche contro abitazioni, attività commerciali, incursioni scooter, segnali di una competizione sempre più aggressiva tra gruppi criminali che cercano di riaffermare il proprio controllo sul territorio. Nonostante le tantissime iniziative civiche e la pressione delle forze dell'ordine tra blitz continui e arresti, il fenomeno è tutt'altro che esaurito. A Palermo, per un documento che mancava, un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina negli uffici dell'azienda sanitaria di via Arcoleo. Per la CISL questo è il segno della tensione sociale che vive la città. Marco Gullà. Pretendeva la consegna di una carrozzina elettrica per una sua parente, ma la documentazione presentata era incompleta. Al rifiuto del medico ha reagito con violenza. Così Francesco Paolo Sutera, dirigente dell'ASP di Palermo in servizio nel centro di via Arcoleo, è stato accoltellato. Il medico è stato raggiunto da due fendenti, uno alla spalla e uno al volto, in prossimità del naso. Soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico, non è in pericolo di vita. Non contento della risposta del nostro dipendente, lo ha aggredito prima colpendolo con un coltello al naso e poi il nostro dipendente è uscito nel tentativo di scappare. Ovviamente è stato accoltellato sulla spalla, sul lato sinistro. Fortunatamente c'erano operatori delle nostre ditte che collaborano con noi, che hanno in qualche modo impedito che fosse compiuto un atto ancora più a rischio per il dipendente. L'aggressore è stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. Momenti di panico all'interno della struttura, con tracce di sangue ancora visibili sul pavimento. Sarebbero state le urla del medico ad attirare l'attenzione delle persone presenti e della guardia giurata, che ha contribuito a fermare l'uomo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Alla luce della gravità delle ferite, in particolare di quella riportata al volto, non si esclude che la procura possa contestare all'aggressore l'accusa di tentato omicidio. A Caltanissetta ha condannato a 11 anni un uomo per violenza sessuale aggravata sulle due figlie, all'epoca dei fatti minori di 10 anni. Gli abusi sono avvenuti tra il 2005 e il 2007. Intanto la Procura di Catania ha disposto una maxi inchiesta su tutto il territorio nazionale per sfruttamento sessuale di minorenni online. 7 arresti, 30 indagati, perquisizioni in 17 città. Adelaide Barbagallo.
I pedofili smascherati erano studenti, disoccupati, impiegati, professionisti o operai, uomini di ogni età e di diverse estrazioni sociali facevano parte della rete di scambio di video pedopornografici smantellata dalla Polizia Postale di Catania. Un'operazione contro lo sfruttamento sessuale di minori online che ha portato all'arresto di 7 persone, 5 risiedono in provincia di Catania, gli altri 2 in quelle di Frosinone e di Potenza. 30 in tutto gli indagati in 17 città italiane. Sequestrate decine di migliaia di file pedopornografici. Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati in perquisizioni personali e informatiche in Sicilia, a Catania e Ravenna. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. L'identificazione degli utenti che scambiavano le immagini e i video, sottolinea la Procura di Catania, ha richiesto un lungo lavoro di approfondimento e di riscontri investigativi, anche con acquisizioni di dati all'estero disposti dalla magistratura etnea. Tragedia a Comiso, nel Ragusano. Un uomo ha aggredito la madre e subito dopo si è lanciato nel vuoto da un cortile interno dell'abitazione. Trasportato in ospedale, è morto poche ore dopo. La donna è in prognosi riservata. Veronica Barbarino. Una furia improvvisa, l'aggressione alla madre e pochi istanti dopo il gesto estremo. Si è consumata così una tragedia familiare a Comiso, nel Ragusano, dove un uomo di 50 anni è morto dopo essersi lanciato nel vuoto dall'abitazione in cui viveva con la madre. Intervenuta la polizia, secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe colpito la donna all'interno dell'abitazione, dove gli investigatori hanno trovato evidenti tracce di sangue. Subito dopo si sarebbe diretto verso la porta finestra e si sarebbe gettato all'interno di un cavedio. La caduta è stata parzialmente attutita dal balcone di un appartamento sottostante, ma l'impatto gli ha provocato gravissime lesioni anche agli organi interni. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poche ore dopo. La madre è gravemente ferita e ora in prognosi riservata. Una tragedia annunciata. L'uomo soffriva infatti di gravi disturbi psichiatrici che in passato avevano reso necessario anche il ricovero in strutture specializzate. 2 tragici incidenti sul lavoro in Sicilia. A Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, un uomo è precipitato da un'impalcatura di 9 metri mentre faceva lavori di ristrutturazione nella propria abitazione. È gravissimo. Ad Agrigento, ancora oggetto d'inchiesta, la morte di Gerlando Brucceri, deceduto nel cantiere del viadotto Morandi, servizio di Davide Sardo. E ancora avvolta nel mistero la morte di Gerlando Brucceri, il 53enne agrigentino deceduto nel cantiere del viadotto Morandi, il ponte che collega Agrigento a Porto Empedocle. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulla tragedia. Sarà l'autopsia, che verrà disposta nelle prossime ore, a stabilire le cause del decesso e a chiarire cosa sia realmente accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio, presenti anche i carabinieri, i vigili del fuoco ed il medico legale. Dopo il recupero della salma, il cantiere è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. I primi rilievi alimentano i dubbi sulla dinamica. Gerlando Brucceri presenterebbe infatti fratture al cranio e il suo corpo sarebbe stato trovato in una posizione ritenuta incompatibile con una semplice caduta da un'altezza di circa 3 metri. L'ipotesi iniziale di un malore improvviso perde quindi consistenza, mentre prende sempre più corpo quella di un incidente sul lavoro. Saranno adesso gli accertamenti tecnici e soprattutto l'esame autoptico a cercare di dare risposte e fare piena luce su una tragedia che al momento resta ancora tutta da chiarire. A Catania, incidente mortale sulla statale 114 Orientale Sicula. È morto un motociclista in un incidente autonomo. La strada è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato dalla sciagura. A Marsala è stata arrestata una trafficante di droga. La donna, che ha già dei precedenti, aveva con sé 3,5 kg di cocaina e 1 chilo di eroina nascosti nel bagagliaio dell'auto. A Palermo scattano le fototrappole. Sono già 2000 gli episodi di abbandono illecito dei rifiuti
fotografati in soli 10 giorni da 30 telecamere installate da comune, ispettori ambientali e polizia municipale. Risultato? 1300 multe. Nei prossimi giorni le fototrappole saranno un centinaio. Manlio Viola. E lotta senza quartiere agli sporcaccioni a Palermo, ovvero a quelli che gli stessi palermitani chiamano ormai i panormosauri. Con l'avvio della seconda e della terza fase della raccolta differenziata sono centinaia gli abitanti dei quartieri raggiunti dal porta a porta che si rifiutano di sottostare alle regole di civiltà e dunque gettano i rifiuti in altre aree, li abbandonano in strada, danno vita a discariche abusive pur di non conferire nei giorni e negli orari indicati. Ma i tempi cambiano e Palermo ha fatto scattare le fototrappole. Presto saranno 100 le fotocamere nei luoghi dei tradizionali abbandoni, ma sono già 30 quelle installate. Nei primi 10 giorni di utilizzo delle telecamere sono 2000 gli episodi di abbandono illecito di rifiuti registrati, 1324 dei quali con responsabili già individuati e multe in fase di notifica. C'è chi porta i rifiuti in zone diverse da quelle di residenza per gettarli indifferenziati nei cassonetti di altri quartieri, chi lascia gli ingombranti in strada e persino chi, come si vede in un video postato dall'associazione Retake, lancia i sacchetti dell'immondizia dall'auto in corsa sperando di non essere identificato. Non solo telecamere, gli ispettori ambientali e gli agenti di polizia municipale hanno fermato per controlli 70 persone che conferivano rifiuti e 35 sono stati multati di 333 euro a persona. La lotta al conferimento irregolare dei rifiuti è appena iniziata e adesso si concentrerà nella zona del mercato ortofrutticolo, nell'area della fiera di Via Rizzo e dell'Acquasanta, dove troppi condomini continuano a ignorare la differenziata. Beh, speriamo che le fototrappole, che sono così efficaci, possano essere utilizzate e realizzate anche in altri comuni che hanno gravi problemi riguardo all'immondizia. Catania, dai picciriddi all'estasi di Agata, l'arte fa rinascere San Cristoforo e gli angeli custodi. Inaugurato anche un campo di calcio. Il sindaco Trantino dice i bambini, al quale è dedicato, se ne prenderanno cura. Tonino De Mana. San Cristoforo e gli angeli custodi rinascono attraverso l'arte, la bellezza e la memoria che diventano responsabilità. Dal murales dedicato a Giovanni, Riccardo, Lorenzo e Benedetto, detti i Picciriddi, assassinati per mano di Santa Paola nel 1976 in via Gramignani, all'estasi di Agata, opera realizzata tra le vie Madonna dell'Aiuto e Naumachia. Quest'angolo poco tempo fa era adibito a discarica sotto lo sguardo indignato dei turisti. Per noi è importantissimo che ovunque ci sia la nostra Sant'Agata, qui è rappresentata l'estasi di Agata, e riuscire a togliere spazi per rifiuti, per qualsiasi cosa di questo tipo è fondamentale per tutta la città. Una rete di solidarietà ha permesso la realizzazione del murales con i consiglieri di municipalità che si sono autotassati. Il primo municipio si è autotassato per poter realizzare quest'opera, appunto per regalare questo segno di civiltà al centro storico. E il sindaco Enrico Trantino ha dato il calcio d'inizio ed inaugurato il campetto di calcio in largo Don Puglisi, opera inserita nel piano nazionale di interventi di riqualificazione sociale destinato ai territori ad alta vulnerabilità, cosiddetto decreto Caivano. Da qui deve partire il progetto di rilancio, perché quel che ha detto quel bambino dobbiamo custodirlo noi, deve essere anche l'imperativo per i cittadini di San Cristoforo rispetto a tutte le strade del quartiere, rispetto a questo quartiere che ha delle potenzialità meravigliose. Un calcio alla dispersione e tanta voglia di divertirsi. Sei pronto a segnare in questo campetto? Ovvio. Quanti gol vorrei fare? 2-3. Evviva, in bocca al lupo. È ormeggiato al Porto Grande di Siracusa il mega yacht con 2 elicotteri dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Fertitta. Il rappresentante americano ama la Sicilia, qualche giorno fa, ricorderete, è stato anche a Cefalù, da dove è originaria la famiglia. Francesco Aloi. Non sappiamo di chi è bellissimo ma non sappiamo di chi è. Non tutti sanno di chi sia questo mega yacht ormeggiato al porto di Siracusa. Molto grande, non so di chi è, però complimenti. Sono andato a vedere su internet di chi è, ci sono un po' rimasto. Il proprietario è l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tillman Joseph Fertitta, che è in Sicilia già da alcuni giorni e ne sta approfittando anche per incontrare le autorità del territorio. Prima di arrivare a Siracusa ha fatto tappa a Cefalù, comune di cui è originario.
Il suo boardwalk ora è ormeggiato al Porto Grande, ma era stato qui anche la scorsa estate. L'imprenditore miliardario, proprietario di una squadra NBA e di ristoranti, infatti ama la Sicilia. Ma nelle prossime settimane al porto di Siracusa sono previsti altri arrivi importanti, ancora top secret. Quasi un grattacielo quello yacht dell'ambasciatore. A Palermo ho presentato il festino di Santa Rosalia, patrona del capoluogo, che avrà il via venerdì. Una celebrazione che esprime l'identità di una comunità, ma che è diventata anche un marchio riconosciuto dai turisti. Un'occasione di rinascita, dice l'arcivescovo Lorefice. Lorena Dolci. Racconta da 402 anni il legame tra Palermo e la sua patrona, intrecciando tradizione, devozione e nuove forme di spettacolo. Al centro il grande carro firmato dall'archistar Mario Cucinella, che parlerà di emergenza ambientale e sorprenderà i palermitani con una santuzza in 3D e farfalle di luce che fluttuano attorno a un giardino mediterraneo, una sorta di paradiso terrestre. Una festa che intreccia il miracolo della liberazione dalla peste con i mali del nostro tempo. Un senso comunitario della vita, di corresponsabilità, perché possiamo avere una rinascita. Vorrei proprio sottolineare il fatto che c'è bisogno di una rinascita dell'interiorità, una rinascita della coscienza. L'obiettivo dell'amministrazione è quello della inclusione, è quello del superamento delle disuguaglianze. Questa è l'implorazione che la città ancora una volta porta ai piedi di Santa Rosalia. Il festino di Santa Rosalia non è solo un corteo sempre nuovo, ma anche un fitto calendario di appuntamenti dal 10 al 15 luglio, con spettacoli, concerti, rappresentazioni storiche. La festa più amata dai palermitani, ma diventata negli anni attrazione turistica. Per la sua carica di suggestioni coinvolge anche gli stranieri, i visitatori che vengono qui nel periodo appunto di luglio, e oggi diventa il 14 luglio una data che tantissimi mettono in agenda proprio per vivere il festino. Breve pausa, tra poco il calcio con il Catania che alle prese con il mercato punta su Groppelli. State con noi. Il Catania segue il terzino Groppelli del Crotone. Allegretto sarà ancora rosso-azzurro, mentre Celli ha ricevuto un'offerta dalla Salernitana. Dal 13 luglio, dopo le visite mediche, la prima fase del ritiro al Massimino. Sergio Colosi. C'è un altro nome nuovo per la fascia sinistra del Catania. La Salernitana ha offerto un contratto biennale a Celli e il club rossazzurro, dopo Walter Guerra, uomo di Longo prima a Picerno e poi a Crotone, ha richiesto Filippo Groppelli, 22 anni, ex Gian Erminio. Nelle ultime 2 stagioni 44 presenze e un gol a Crotone. Anche su questa trattativa c'è l'ok di Longo, che lo conosce bene. Per il rinnovo contrattuale di Andrea Allegretto è solo questione di ore. Tra le parti c'è l'accordo su tutto. Chi ha salutato città, tifosi e società è il vice di Niclav Beters, che tramite un messaggio social ha espresso gratitudine per gli anni vissuti insieme. Protagonista in Serie D della promozione, ha poi trovato meno spazio in terza serie. Un altro reparto molto attenzionato da Varra e Longo è il centrocampo, che sarà rinnovato anche per le nuove idee di gioco del tecnico rispetto al suo predecessore. A Ditacchio in scadenza è interessato il neopromosso Barletta, in partenza anche Frisen e Di Noia, con Aloi da valutare dopo un lungo infortunio, e Guaini richiesto sul mercato ma vicino alla riconferma. La stima del Catania per Capomaggio è risaputa, anche Gallo e Vinicius sono obiettivi dichiarati dei rossazzurri. C'è da vincere però la resistenza di Salernitana e Crotone. E noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, appuntamento per altre notizie alle 20, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.